Buonasera a tutti gli amici di Mestre Mia. Questa sera intanto ci presentiamo come sempre. Allora, dottor Scatamburlo. Dottoressa Mattei, qua ci dicono che possiamo togliere le mascherine. Beh, in teoria in America si fa già. Chi è vaccinato non ha più problemi di distanziamento di mascherine. Chi parla secondo me la togliere? Io direi di sì, anche perché ormai gli anticorpi li abbiamo. Così almeno ci riconoscono meglio, visto che abbiamo parlato per un sacco di tempo con la mascherina. Ormai siamo in via di quasi risoluzione, dai, fra poco. Speriamo. Voi sapete che questa rubrica che è stata creata da Mestre Mia, e in particolare da Chico e da Andrea, ha lo scopo di far conoscere le persone, di fare comunicazione scientifica, ecco, chiamiamola così. Stasera abbiamo un ospite particolare, probabilmente il primo e unico ospite che poco ha a che fare con la medicina, nel senso inteso come medico, ma abbiamo un personal trainer. Oggi, nel poco tempo che avevo, ho provato a capire che cosa vuol dire essere personal trainer. La parola che mi ha più colpito, se vogliamo, è la parola leader. Leader cosa vuol dire? Leader è colui che guida le persone. In qualsiasi senso, in qualsiasi modo, per cui possiamo parlare di politica, possiamo parlare di, che ne so, un dirigente d'azienda, eccetera, eccetera. In particolar modo, il personal trainer è un leader, cioè che guida le persone in un percorso che non è così semplice come pensavo. Ho visto che ci sono, li chiamano in alcuni siti skill, cioè delle competenze, che portano il personal trainer ad avere un, diciamo, rapporto con le persone, con la persona con cui ha, diciamo, iniziato un percorso molto complicato. In particolar modo parliamo dell'intervista iniziale, no? Dove sostanzialmente il personal trainer cerca di capire gli obiettivi di una persona e l'anamnesi, eventuali patologie, eventuali anomalie del sistema immunitario, del sistema ormonale. Poi c'è uno studio anche della biometria e dell'aspetto della persona, c'è chi è più grasso, chi è più magro, eccetera, eccetera. Poi c'è la creazione di un progetto e poi c'è la parte finale, che è quella di capire se questo progetto poi alla fin fine è andato a buon termine, perché è inutile diciamo fare un percorso se poi non abbiamo dei risultati. Questo implica un certo rischio nella persona che decide di fare personal trainer. Perché un certo rischio? Perché uno che decide a un certo punto di fare questo percorso deve avere delle grandi competenze, altrimenti rischia un buco nell'acqua, perché se poi abbiamo una pubblicità che non è positiva, se la persona che ha chiesto aiuto al personal trainer non ha i risultati che ha avuto, probabilmente il personal trainer verosimilmente verrà tacciato di poca esperienza o poca professionalità. Per cui capiamo come mai, cerchiamo di capire come mai certe persone, stasera abbiamo Jacopo Seno, come mai certe persone, che è un grande personal trainer, come mai certe persone decidono di prendere questo rischio nella loro vita e decidono appunto di fare il personal trainer, perché è sempre bello capire la storia di una persona. Per quale motivo parti con questa idea? Beh, buonasera, il mio percorso è alquanto inaudito. Infatti mi permettevo di fare una parentesi. Io conosco Jacopo da tanto tempo e dal mio personal trainer tra i tanti, quindi assolutamente ho la piena stima. No, tra i tanti no. No, tra le tante cose, okay. Tra le tante cose, nel senso sei tante cose, sei anche il mio personal trainer, super VIP ovviamente. E tu hai fatto come al solito, una bellissima presentazione. Così particolare. E dicevi che forse c'entra poco con l'ambito medico. No, non volevo dire questo, nel senso ho detto che non sono medico. che non è un medico, nel senso, questo, quello intendevo, ma per il resto c'entra tanto con la medicina, assolutamente. Non era assolutamente un'obiezione, anzi, proprio per il fatto che conosco la sua storia che adesso ci racconterà, io mi permettevo di ricordare a tutti noi che Ippocrate, da cui tutti noi discendiamo, facciamo riferimento,
è stato chi ha fuso la figura del filosofo con la figura del medico, nel senso che per i greci erano esattamente la stessa cosa. Quindi noi abbiamo delle radici comuni, senza andare tanto lontano. Delle domande noi ce le facciamo tutti i giorni, ci facciamo la domanda se fare o non fare, se medicalizzare o meno una persona, se fare del male o del bene, se credere o no, cioè se tra ragione e sentimento io litigo sempre, tutti i santi giorni. E credo anche sempre che nella figura del personal ci sia la fiducia medico e paziente che noi cerchiamo sempre. Assolutamente. Perché se io non ho fiducia in quello che lui, il percorso che lui ha scelto per me, che è faticoso, ve lo assicuro, sottolineo, faticosissimo, e se lui non si fida del fatto che io lo possa seguire anche nella quotidianità, nella gestione di tutti i giorni, quando mi cade un oggetto per terra e sono in ambulatorio, ovvio che il percorso potrà essere fallace. Quindi io mi permetto di chiederti, lo sai già, cosa ti ha portato a fare il tuo lavoro e che percorso di studi, forse ancora prima questa come domanda, che percorso di studi hai fatto? Beh, quando sono venuto qui mi sono subito domandato quale potesse essere l'immagine del mio lavoro, nel senso che io identifico un po', come diceva Max Weber, il lavoro con la vocazione. Beruf in tedesco vuol dire entrambe le cose. E io ho avuto la fortuna nella vita di seguire la mia vocazione, nel senso che partiamo da una precomprensione di quello che può essere la mia attività, no? Dell'allenatore o dell'ex bodybuilder che, essendosi fatto male, decide di allenare poi gli altri. Diciamo che negli ultimi anni, anche qua in Italia, questa figura è cambiata radicalmente. Proprio per quello che ho fatto questa introduzione. Sì, esistiamo non solo per il fatto che frequentiamo da anni dei centri come le palestre, gli studi, ma abbiamo anche condotto degli studi. I miei studi in realtà partono appunto da un nocciolo che secondo me poi è la radice di tutte le discipline che vogliono in qualche modo oggi definirsi olistiche. Io esordivo col fatto che sì, il mio percorso biografico è inaudito, nel senso che mai stato udito prima, nel senso che tanti trainer magari hanno un percorso diverso, più lineare. Venendo qua mi è venuto in mente un cortometraggio che ho visto quando ai tempi del liceo dovevo decidere un po' il da farsi, e questo è un cortometraggio che si chiama La Jetée di Chris Marker degli anni 60, che esordisce con una frase che mi è rimbombata anche qua per strada. Questa è la storia di un uomo che è rimasto segnato da un'immagine infantile. Questa immagine in realtà che è poi un trauma è una parola greca, vuol dire innanzitutto rottura. Esattamente. E quindi forse il mio tentativo anche esistenziale è quello di ricreare una ricomposizione. Quindi probabilmente io parlo qui della salute perché l'ho conosciuta e in qualche modo l'ho persa attraverso la figura di mio padre. E quindi ho voluto in qualche modo rispondere a due domande: cosa fosse la salute, come l'avrei declinata poi da uomo, e poi anche quello che è il concetto di salute e malattia e che senso ha la vita, no? Perché poi si fa esperienza essenzialmente del negativo, quando è che anche un medico fa esperienza, quando non sempre le cose vanno come bene, senza ombra di dubbio. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è il plagio, cioè io sono stato plagiato da alcuni insegnanti che ho avuto la fortuna di conoscere e che in qualche modo... Un plagio positivo, diciamo. Beh, certo. Tutti quanti noi penso che impariamo fin da piccoli per processi imitativi, no? Basta che quella mamma, il papà ci dica cosa bisogna e non bisogna fare, l'esempio. E quindi non ho mai potuto scegliere o l'amore o la conoscenza, ho potuto, come diceva il mio professore, la filosofia che cos'è? Può essere anche amore per il sapere, ma anche sapere dell'amore, cioè un'indagine più ampia. E quindi io in una prima fase della mia vita professionale da studente ho cercato di interrogarmi in termini teorici, cosa fosse l'esistenza, e in realtà poi mi sono ritrovato all'università in cui studiavo filosofia, psicologia dinamica, trovare a occuparmi essenzialmente del corpo
non come quella classica res cogitans di cui Cartesio poi ci ha ormai intriso, no? O tomba dell'anima addirittura, è forte questa. Cioè si parte da un presupposto che nessuno mai mette in discussione, che c'è un'anima e c'è un corpo. Invece diciamo che raggruppiamo tutto quello che hai detto in questo momento in mens sana e il corpore sano. Diciamo che questo è il concetto fondamentale. Intuitivamente tutti esperiamo, io non dico un corpo stanco, dico sono stanco, cioè c'è una perfetta identità tra il mio corpo e le mie sensazioni e le mie emozioni. Beh, per farlo in breve, io ho studiato epistemologia, cioè filosofia della scienza, e la prima tesi l'ho fatta su quella che è l'immagine della scienza e della medicina, soprattutto della scienza medica. Poi, non contento, ho messo il dito nella piaga, ho fatto anche la magistrale e a quel punto ho voluto in qualche modo, da studente di filosofia, non da filosofo, non ho questa pretesa, però da studente di filosofia, cercare di capire esattamente che cos'è scientifico oggi, perché alle volte ci si lava la bocca con questa presunta scientificità. C'è molta confusione, probabilmente anche per colpa di social network, nonché di internet, in cui a volte vengono scambiate cose scientifiche per cose che in realtà non lo sono. Tanto lo abbiamo visto soprattutto in questo periodo di Covid, in cui molte persone si sono inventate di essere dei sapienti della medicina, quando, ragazzi, studiare medicina, sono esami su esami su esami, cioè il libretto che non finiva mai di essere riempito, e diceva: ma quando finirò mai questo percorso? E come diciamo spesso, la scienza non è democratica. Appunto, la scienza non è democratica, per cui tante persone si inventano, per fare evidentemente anche numeri di persone che li seguono su internet, dicendo anche delle cose non vere, e credo che nel campo tuo sia veramente una cosa impressionante, perché poi la nostra società ormai si basa più su valori della produttività, più che dell'onestà intellettuale, anche dell'apparenza, direi, banalmente il discorso che facevamo prima tra scienza, conoscenza e aspetto. Ecco, però apparire. vorrei essere un po' rappresentante di una figura che può essere al contempo scientifica e non scientifica, nel senso che rispetto magari a una disciplina medica dove 2 più 2 inevitabilmente fa 4, qui non saremmo molto d'accordo. In medicina 2 più 2 a volte fa 3, a volte fa 4, a volte fa 5. È una provocazione. Sì, è una provocazione. Cioè, la medicina è una scienza complicata, non è come l'ingegneria o l'architettura. Per noi la scienza va adattata alla persona, cosa che invece è difficile che faccia un architetto, perché quelli sono i materiali e quelle sono le resistenze, eccetera, eccetera. C'è un aspetto che forse la medicina è necessario che faccia, è la reificazione dell'essere umano, cioè il renderlo essenzialmente cosa. Io perché sono spaesato quando entro in un ospedale? Perché non mi riconosco più, cioè c'è un assemblaggio del mio corpo speciale. Un numero, ti senti un numero. Addirittura io ho ricuso il fatto che manca un po' la figura del medico di famiglia, no? E mi ritrovo provocatoriamente a dirvi che nei 12 anni in cui sto sviluppando questa mia professione mi sento anche una versione un po' secolarizzata del padre spirituale. Ma anche io direi anche psicologo da un certo punto di vista, no? Questo non me lo lascerà ammettere mia moglie, perché poi per incarare la dose mi sono sposato una psicoterapeuta, quindi per completare, per entrare in empatia con chi devi aiutare, sì, comunque in qualche maniera. Come diceva Papa Giovanni Paolo II, siamo esperti di umanità, ecco, abbiamo commercio con l'umano. Questo per dirvi che quando si ha a che fare con le persone 2 più 2 appunto non fa più 4, nel senso che al di là poi degli obiettivi espressi dalla persona, che può essere in qualche modo anche incuriosita dal mio approccio, dalla mia didattica, c'è anche un non detto, e secondo me gli studi che ho condotto prima di fare questa professione mi hanno permesso in qualche modo di poter interpretare la persona come... Il non detto intendi dalla parte della persona che stai aiutando o dalla parte tua? Beh, da entrambi effettivamente. Cioè nel senso, uno sguardo, un sorriso, certo, un ammiccamento potrebbero essere segno di un qualcosa che può non andare. E tu devi entrare in questo meccanismo come
una leva e scardinare sì, in qualche modo catturare la simbolica di quella persona, cioè la sua visione del mondo. Ricordo una volta che a un colloquio una ragazza fortemente obesa mi diceva che aveva bisogno di me, mi stava effettivamente delegando forse tutta la sua responsabilità, e dopo se vuoi parliamo anche un po' di questa assolutamente sì. Faccenda che sì, leader però vabbè, abbiamo cominciato con 5 minuti di ritardo, per cui 5 minuti poi Chico ce li concede e insomma dopo un quarto d'ora lei mi continuava a dire io voglio migliorare, puoi migliorarti anche dal parrucchiere, ti fai una mesh, e non riusciva a dirmi esattamente quello che in cuor suo desiderava ottenere, perché scusami, perché la responsabilità è mia, ma anche di chi poi decide di intraprendere è questo che un percorso. Alle volte a me spaventa anche nella mia professione, che in questo è simile alla tua, e immagino che anche Paolo possa essere d'accordo, che gli obiettivi nostri di addetto ai lavori molto spesso sono diversi dall'obiettivo che ti dichiara il paziente, il cliente, chiamalo vuoi. Nel senso che quello che per me è la priorità davanti a una paziente, io ho fatto una figuraccia, mi ricordo veramente eclatante, per cui adesso sto zitta una volta, che è entrata da me una paziente, una ragazzina, coperta di brufoli, ma non era impossibile, non si potevano non vedere. Ovviamente io mi siedo simpaticona, faccio mi sembra ovvio il motivo, e sono qua per fare la mappatura dei nei. Io sono crollata a picco, mi sono vergognata come una poveraccia, perché ho detto, per un adolescente essere così era sicuramente il problema, per la ragazza sarebbe stato più brufolo che il neo. Quindi anche nel tuo campo io credo che ci possa essere assolutamente, anzi lo so, perché posso dire che lo so, c'è anche questo problema, che quello io vengo da te dicendo io voglio dimagrire, tu mi guardi e mi dici no, non hai bisogno di dimagrire, hai bisogno, anzi il contrario, di fare muscolatura o cambiare il tuo assetto corporeo in maniera armonica, che nel tuo caso vuol dire ingrassare quasi. Sì, è una questione legata a quelli che io definirei criteri, no? Per esempio, anche criteri di bellezza, noi oggi questa sera potevamo parlare di amore, no? E dare per scontato che l'immagine dell'amore che ha la dottoressa Mattei è identica alla nostra, poi magari abbiamo a che fare con un sadico, con un masochista, diamo troppe cose per scontate alle volte, e quindi bisogna fare un passo indietro, e come dicevi tu, alle volte c'è una conoscenza tacita, cioè alle volte bisogna essere in due a condurre un dialogo, non mi puoi delegare tutta la responsabilità. Meglio, io mi assumo il 100% della buona responsabilità di un percorso, però ecco, l'accordo tra virgolette terapeutico che io chiedo ai miei allievi è quello di suddividerci le varie responsabilità. E allora per questo io dico, alle volte ci sono delle richieste esplicite, ma di lavori che vanno fatti a monte. E allora quando ho iniziato questa professione avevo bisogno di capire dove mi sarei collocato. Ricordo una frase simpatica di un mio professore che disse: bene, ora che vi siete laureati avete firmato il primo contratto di disoccupazione, nel senso che è chiaro che ci sono delle università che ti portano a fare dei lavori, nel mio caso io in qualche modo questo lavoro me lo sono dovuto inventare, ma neanche tanto, perché poi ho seguito quelle che erano le mie predisposizioni, le mie passioni. Quindi ho pensato dove si poteva collocare una mia didattica, perché poi di fatto di colleghi bravi, di insegnanti di ginnastica posturale, di pilates, di yoga, ce ne sono tantissimi ormai, però credo che la differenza la faccia l'identità. Io potrei andare a lezione da un maestro affermatissimo e uscire da quella lezione con sensazioni che non sono... Possiamo chiamarla empatia in qualche modo. Beh, certo. E anche lì io credo che la difficoltà, correggimi se sbaglio, come nei genitori che è più facile dire di sì che dire di no, sia anche nel tuo caso fermarti prima e dire io qua mi fermo perché tu non ce la fai con i legamenti, non ce la fai con la muscolatura, penso che anche questo sia oltre alla professionalità intesa come competenza, secondo me ci vuole anche un po' di onestà intellettuale, tornando un po' al tuo discorso, per cui pur di vendere c'è anche un discorso secondo me per cui in questo periodo si è assistito proprio alla messa in luce di quella che era la paura, soprattutto dei professionisti del mio settore, per cui dal giorno dopo in cui io e te non ci potevamo trovare, subito lezioni online, bisognava anche elaborare un po' quello che stava accadendo. Beh, di fatto
la mia metodica non è niente di innovativo, se non è che la ricomposizione, ecco, di varie metodiche che si davano un po' gomitate l'una contro l'altra. E ho pensato, è vero, c'è un percorso che una persona che può avere più o meno un problema deve per forza fare. C'è una valutazione iniziale, quella che tu definivi anamnesi, e poi c'è il trattamento. Se non è di mia competenza, io devo prima mandarlo dal medico. E poi c'è quella che spesso era diventata anche una moda, la fisioterapia, per cui io vado dal fisioterapista e mi sistema lui, come se fossimo dal carrozziere. A me piace molto il termine autonomia, e questo mi piace un po' regalare agli allievi, quindi notavo spesso che chi veniva dopo un infortunio, aveva fatto un percorso di fisioterapia, e il fisioterapista gli diceva: bene, com'è finito? Allora passava il concetto che avevano ormai risolto tutto, tornavano a fare attività sportive e tornavano a farsi male. Allora io mi colloco a metà strada, cioè non sono un fisioterapista, non sono nemmeno uno che ti dà un peso. La prima lezione che abbiamo fatto era stato con un fisioterapista, sì. Francesco. E su questo vorrei rispondere a una provocazione simpatica, per cui lo stretching non serve. Lo so che te la stai... No, per la stessa ragione per cui la filosofia non serve, nel senso che non è serva di nessuno. E poi bisogna intenderci, perché poi io insegno yoga, insegno pilates, bisogna sempre adattarsi anche all'uditorio. Cioè a una signora di 80 anni non comincio a farle lo spiegone di come è nato lo yoga, cerco di prendere quello che può lei interpretare con la sua visione del mondo, le sue esperienze, e potergli dare delle gocce di quella disciplina. Non ho la pretesa di saturare. Diciamo che tu mescoli in maniera armonica le tue conoscenze con la necessità della persona che è di fronte, non chiamiamolo paziente perché noi siamo abituati a chiamare pazienti allievo, nel fare un percorso insieme. Ecco perché dicevo leader, no? Tu guidi questa persona in un percorso. Una cosa che volevo chiederti: ti è mai capitato che qualcuno ti abbia chiesto un obiettivo che era impossibile? Tipo, non so, uno arriva e dico: guarda, fammi piacere, voglio diventare come Arnold Schwarzenegger. Ti parlo di Arnold Schwarzenegger perché per me è stato il mio mito quando facevo palestra. E tu hai detto: beh, insomma, ferma un attimo, cerchiamo di appianare un po' le cose ed essere più realistici. Ma certo, un conto è essere sinceri, un conto è essere spudorati, c'è sempre modo e modo di far cambiare un po' le idee iniziali all'allievo. Parto dal presupposto che chi domanda comanda, per cui sono io di solito a cercare di capire che cosa effettivamente quella persona cerca da me. Io penso che quando l'allievo è pronto il maestro arrivi. Ho questa sensazione, per cui non ho la pretesa di arrivare a tutti. Se uno vuole prepararsi per una gara, una maratona, andrà da quello più specifico. No, io parlo di un qualcosa che viene dato per scontato da tutti quanti noi, perché noi da bambini queste cose le riuscivamo a fare. Poi col tempo, non usando il corpo, quei semplici movimenti li perdiamo. Per cui io, se dovessi in qualche modo etichettare la mia didattica, ti direi che io lavoro sui prerequisiti dell'attività sportiva, e con questo mi piacerebbe definire quella che per me è l'immagine della postura, che non è la bella statuina ferma. C'è un'idea, un paradigma che vuole che la postura sia l'allineamento delle rime articolari. No, mi piace vederti come ti muovi. Chiaro. Per cui, perché poi ci si fa male muovendosi. Devi adattare la tua arte poi alla persona e alle esigenze, allora, eventuali traumi che magari questa persona... Sono tante cose che adesso in pochi minuti sia difficile estrapolare, però... Sì, non ho la pretesa di raccontare il mio lavoro poi. No, ma infatti questa sera era solo una chiacchierata, diciamo, tra amici, anche perché io ho fatto molta palestra, ma ultimamente io potrei fare il personal trainer per fare una carbonara, ecco, che sono abbastanza bravo a farla. Domandati perché poi le persone smettono, per esempio. Se una cosa ci piace... Allora, posso parlare della mia esperienza personale?
io ho fatto tantissima palestra, cioè praticamente facevo palestra 5 volte a settimana, più andavo a correre. Ero arrivato ad avere un fisico Tutti i giorni tu facevi tutti i giorni, non solo. Quando lavoravo, avevo il turno in ospedale, se non riuscivo a fare tutto il percorso settimanale andavo 2 volte, andavo Lo stesso giorno? perché facevo a settori, facevo che ne so bicipiti e tricipiti, poi che ne so facevo dorsali e trapezio, e avevo un percorso fatto con questo, posso dirti, per avere 50 e passani avevo un fisico invidiabile. Poi c'è stato non mi ricordo, deve essere stato un mal di schiena, mi ha interrotto, dopodiché a ricominciare, ma vado, non vado, ma sì, ma posso andare, potrei. Prima ero una droga, quando c'è stata quell'interruzione ho trovato una difficoltà nel ricominciare, poi ho ricominciato lockdown, porca miseria, da là basta, ho smesso. E ho cominciato a fare i video durante il lockdown su come si faceva la carbonara, il fegato alla veneziana, la gricia, che sono le mie specialità, la romana, e ho smesso e ho ricominciato a ingrassare. Ho ricominciato a ingrassare, ma il periodo in cui facevo palestra ero veramente ossessionato dal dover andare a quell'ora, arrivare e fare quegli esercizi. Sai, tu hai parlato di una parola che è anche un po' brutta, che è la droga. Ma di fatto lo è una liberazione di endorfine. Io prima ho parlato di autonomia proprio perché non voglio essere una droga. Sì, però una dipendenza. Lo stimolo, stiamo parlando a livello muscolare, effettivamente. Partiamo dal presupposto che qualsiasi forma di indipendenza presuppone una dipendenza. Certo. Cioè io devo avere qualcuno che mi guidi, che mi faccia stare all'interno di un recinto. Io posso allontanarmi da una cosa solo se l'ho conosciuta, posso ricusare un sistema di allenamento se l'ho sperimentato. Non posso partire con un presupposto se non l'ho poi vissuto, e secondo me quello che poi è l'obiezione comune, cioè mi sono fatto male, c'è stato il lockdown, ci sono un sacco di alibi, sono sempre gli stessi, sono alibi, io le chiamo barbe finte, perché poi insomma la palestra è troppo distante, costa troppo, sappiamo che però quando ci teniamo una cosa poi quella cosa riusciamo in qualche modo a ottenerla. Parlo di autonomia perché dopo un percorso insieme mi piacerebbe che la sensazione di benessere che uno ha acquisito attraverso magari anche il mio sapere, la mia professionalità, possa poi accompagnarlo per tutta la vita. E una cosa che io ripeto spesso a Ilaria è non tanto il fatto che deve allenarsi 2 volte. No, vedere che mi svegliasse alle 6 per farlo, ma questo è un piccolo particolare. Io li martello tanto perché già capisco quale può essere la responsabilità che l'allievo poi si assume, che poi è la costanza. È proprio una disciplina per me, è questione di disciplina. Io per 3 anni ho avuto costanza, poi per meccanismi estranei forse alla mia volontà ho trovato una difficoltà, anche se adesso vorrei ricominciare. Per esempio a me sarebbe piaciuto fare un percorso di allenamento di pugilato, no? Fare l'allenamento proprio di quello che non fare i cos'è incontri. Che ti blocca? Forse perché senti che in questi mesi il tuo corpo non lo so, non riesco a capire, c'è un meccanismo dentro il mio cervello, manca quel click che c'è stato la prima volta che ho iniziato, che ho sentito la soddisfazione del vedere i muscoli che crescevano, facevo super serie, praticamente considero che ero il più anziano della palestra e c'erano i giovani che mi invidiavano il braccio, mi invidiavano la forma, dicevano: ma come cavolo fai solo tu che pensi ti ha 54 anni? E poi c'è adesso una difficoltà nel voler. Ma sai, è tipico però degli allievi partire in quarta, e alle volte bisogna un po' frenarli, perché comunque è un percorso, correggimi se sbaglio, Stefano, al di là del fatto che con te gli alibi miei non funzionano, quindi sdoganiamo immediatamente. È proprio come tu mi hai insegnato, un passo alla volta, cioè non puoi appendermi nel momento in cui io non ho muscoli per tirarmi su, c'è poco da fare, e questo direi come insegnamento di vita un po' per tutti. Impara la regola ti salverà. Alle volte nei momenti di difficoltà è ciò che noi facciamo in automatico, cioè noi siamo fondamentalmente quello che facciamo ripetutamente, e se lo facciamo solo per un breve periodo quel qualcosa, come dicevo prima, lo perdiamo. Lo perdi. È come la solita tua collega che hai portato, la nutrizionista, che diceva non farlo, esatto, per un breve periodo, ma
una educazione all'alimentazione è un po' il per un concetto lungo di periodo. dieta. Esattamente Dieta la vuol stessa dire cosa. stile di vita, invece noi adesso lo immaginiamo dieta come un qualcosa di dimagrante, restrittivo. esatto, di brutto, di Metti cattivo. troppa carne al fuoco, ma inizi un percorso e vuoi fare la dieta, allenarti tutti i giorni in palestra, magari anche qualche acciacco di cui te ne dimentichi, perché alle volte chiedi quali sono le patologie, poi magari dopo qualche settimana ti dice che ha avuto un infartino, ma ormai è tutto a posto. Quindi per quello bisogna leggere il non detto, perché alle volte l'anamnesi, diciamo che da un punto di vista anche medico-legale, per noi medici una delle cose, un fulcro della nostra professione è l'anamnesi e il consenso informato. Questo è fondamentale, per cui saper chiedere alle persone e fare le domande giuste, soprattutto in un campo come il mio, in cui ho la gestione non solo della mamma ma anche del bambino e anche del papà, per cui... E invece un'altra cosa a proposito di questo periodo Covid che ci ha ovviamente segnato tutti, ovviamente la tua vita è cambiata, il tuo modo di lavorare è cambiato, come è cambiato quello nostro. Abbiamo visto nel primo lockdown che tutti si sono buttati sulla corsa, nel senso che o correvi o non eri nessuno, cioè i decreti erano fatti sulla base di quanto potevo correre, quanto lontano potevo andare, e improvvisamente alla fine sono messi tutti a cucinare e sono ingrassati. Quindi, ecco, esempio questo pratico. un periodo in cui nei social vedevi solo squat, torte, esatto, pizze che sono durate poco, cioè un po' il discorso che facevi tu Qualche prima, nel libro, senso no? si sono scannati per poi invece alla fine abbandonare. ma si era nella paura, secondo me. Ecco, e ancora un'altra domanda, ci sono studi su studi che dicono che l'immunità viene anche dall'esercizio fisico, nel senso che l'esercizio fisico si è visto in caso di patologie neoplastiche, come altro tipo di patologie, aiuta il sistema immunitario, è un immunostimolante, non dico che sia come un immunostimolante orale, ma siamo lì poco oltre. Quindi anche questo volevo che tu chiarissi, nel senso voi siete stati molto penalizzati sostanzialmente durante questo periodo. Nel primo lockdown sono stati penalizzati l'estetista, le parrucchiere, eccetera. Direi che voi avete mantenuto più, veramente forse un basso profilo, ma di fatto siete fermi da un bel po'. Sì. Al di là del distanziamento, delle regole di igiene, su cui né io né lui discutiamo, anzi siamo i primi a volerle far rispettare. La mia domanda è, visti questi studi, adesso che si spera di entrare in area gialla, in area bianca, addirittura parlano il 7 di giugno in Veneto in area bianca, le palestre, come le collochiamo meglio, non le palestre di cui mi interessa poco, bensì l'attività fisica, io credo che possa aiutare non soltanto il benessere fisico, non soltanto l'umore, ma anche proprio l'immunità. Sì, si vede che stai attenta a lezione, perché credo che poi il dibattito, soprattutto qua in Italia, sia legato un po' alla cura, no? Non entro in merito, però si parla troppo poco di prevenzione, quindi sì, hai toccato un punto chiave, prevenzione non solo da ciò che in questo momento da cui siamo schiacciati, ma una prevenzione legata proprio a un benessere a 360 gradi. Cioè, ok, abbiamo adottato per certi versi una forma di confinamento molto pesante, benissimo, ci voleva, necessaria, ma a casa abbiamo trovato tutti gli alibi per non alzarci da quella poltrona e fare almeno un quarto d'ora di attività. Io provocatoriamente ai miei allievi in questo periodo più che mai do posizioni scomode, prendo le posizioni di yoga non più pericolose, più scomode, per il cliente avverte un disagio anche mentale, perché ci stiamo impigrendo tutti. Allora da qui parto col dire che la prevenzione è uno dei miei obiettivi, il fatto di lavorare sui prerequisiti è proprio questo. Poi ci sono forme di didattica che non mi appartengono. Di questi tempi abbiamo visto molta didattica online. Sì. Io posso dire che non mi piace, lo dico proprio apertis verbis, non vuol dire che non la utilizzi, ma la posso utilizzare solo con un pubblico molto esiguo. Forse il problema è che non c'è una selezione, no? Sì. Evidentemente si sono messi a fare anche lezioni in persone che non avevano le competenze per farlo. Sì, quindi capisci che l'immagine che noi cerchiamo magari professionisti di offrire talvolta viene automaticamente insabbiata, ma da chi ha bisogno di visibilità e
quindi è disposto a tutto. Chiaro. Ma probabilmente chi è bravo fidelizza anche una certa quantità di persone che parleranno, no, giustamente, cioè ci vuole anche quello, perché sennò è chiaro che quando uno ha un obiettivo, te lo chiede e tu riesci a farlo raggiungere, magari non il 100% ma anche l'80%, che magari è già una buona cosa, evidentemente è già fatto un buon Bisogna anche lavoro. concordare i tempi. Già, esatto. Perché È se mi chiedi 7 kg in 7 giorni, No. ti non sorrido. promettere mai, cioè, per me Ricordiamo non un fare come sia vecchio marinaio. film di Verdone e Pozzetto, strepitoso peraltro. E sì, no, abbiamo parlato di allenamento, la dieta, ricordiamo che una grandissima parte del sistema immunitario è nell'intestino, per cui dieta è importante perché fa un buon funzionamento dell'apparato intestinale e un buon microbiota, perché non si chiamano fermenti lattici, ma il nostro vecchio maestro, professore di microbiologia, ricordatevi che si chiama microbiota. Il microbiota è fondamentale perché il sistema immunitario sia sempre attivo e sempre in prima linea, per cui anche l'alimentazione ritengo sia una cosa Poi tu hai fondamentale. parlato dell'intestino, c'è tutto quel filone della PNEI, della psiconeuroendocrinoimmunologia, per cui uno che vuol fare il filosofo, il professore di filosofia, come anche il personaggio, deve conoscere queste cose. Sì, ma Un anche i filosofo tuoi che- colleghi che danno delle diete a caso, onestamente io mi trovo molto in No, disaccordo con io- loro, mi trovo i pizzini scritti a mano di devi mangiare questo e l'altro, Credo chi che te l'ha sia data? importante Beh, mettere insomma. anche dei paletti, non siamo dei jukebox, per cui tu mi fai una richiesta e io automaticamente, per esserti più amabile, No, ci sono dei confini. Io mi occupo di movimento, è limitante dire mi occupo della postura, perché poi bisogna capirsi cosa si intende. Un fisioterapista probabilmente ha un approccio diverso dal mio. Io mi baso sul movimento, anche l'economia dello sforzo. In senso positivo nel nel senso tuo caso. che non è il punto di partenza dell'area, ma il punto di arrivo. E appunto di questo, un'altra cosa che so che a te piace, perché ovviamente me la propini, quindi sì, so che ti piace, è lo yoga. E noi siamo abituati a pensare allo yoga, almeno io pensavo prima di conoscerti in maniera molto ingenua, se no sarebbero cambiate le cose, che lo yoga fosse qualcosa di rilassante, orientale, zen, filosofia, fumo di incenso, musichetta. Sono un po' dappertutto. Esatto. Invece mi sono resa conto che è una cosa di tutto, per carità, può essere anche rilassante, ma consuma energia. Certe volte quando mi proponi determinati esercizi, tu sai che ti guardo già storto e comincio già a tremare. Quindi in realtà sono faticosi anche gli esercizi così chiamati isometrici, come tu mi dici, che presuppongono la stazione ferma, sono tutt'altro che facili mantenere quelle posizioni. Come collochi lo yoga appunto orientale, rilassante, tutto questo cosa? Colloco il fatto che noi occidentali spesso abbiamo scimmiottato lo yoga. Cioè lo yoga è innanzitutto una filosofia, è un po' come dire filosofia occidentale, cioè c'è Platone che diceva una cosa, Nietzsche che diceva il suo contrario fondamentalmente, per cui alle volte appunto la precomprensione, i prerequisiti servono anche per introdurre nei tempi giusti certe discipline. Cioè poi non sto lì a sentenziare se una posizione dello yoga, del Feldenkrais piuttosto che del Pilates, mi interessa se quella posizione a quell'allievo può essere utile, non solo bella da vedere o da fotografare. Sì, quindi io mi sono avvicinato relativamente tardi allo yoga, proprio perché avevo questo desiderio e anche rispetto nei confronti di un'immagine del mondo che è veramente molto diversa da quella nostra, però sempre nel compito ermeneutico di un bravo filosofo cercare di far parlare anche una disciplina, un testo così distante dai nostri costrutti mentali e portare ciò che di buono noi possiamo esperire di questa pratica. Ci sono dei gradini chiamati dell'Ashtanga e il ruolo delle posizioni, delle asana si chiamano, è solo una parte dello yoga, è lo yoga cosiddetto fisico. Poi se uno vuole approfondire ci sono altri stadi, per esempio un altro principio fermissimo dello yoga sono l'etica, la morale,
per quello parlavo di onestà intellettuale. Si può essere nello yoga anche semplicemente essendo persone oneste e credibili. E qua arriviamo però alla disciplina di cui parlava anche lui prima, la disciplina di fare tutti i giorni attività sportive, eccetera. Quindi torniamo sempre al fatto che l'esercizio, come noi lo vediamo, che molto spesso lo abbiniamo all'hobby, al tempo libero, eccetera, in realtà è un qualcosa di molto molto rigido. Perché e Ilaria, non vanno allenati solo i muscoli, vanno anche allenati Nuovamente. la testa. Ma infatti adesso non abbiamo più molto tempo, non abbiamo finito. Lei mi ha un po' anticipato. Diciamo che da un punto di vista storico i primi a vedere l'anima, il corpo, le malattie sono stati gli orientali, in particolar modo i cinesi. Quanto nella tua carriera e nel tuo lavoro, dopo l'ultima domanda, poi dobbiamo ahimè chiudere per i tempi, ma ci sarebbe da parlare per ore, quanto la medicina orientale ha, diciamo, modificato il tuo modo di lavorare, o se è penetrata nella tua mente e ti ha coinvolto in qualche modo? Non è sostitutiva, è integrativa. Per esempio l'agopuntura è scientificamente... Io ho visto come fanno l'agopuntura in Cina e come diventano agopuntori i cinesi, è spaventoso. Ma sai, quello che può essere un mio percorso individuale può essere esteso un po' a tutti quanti noi. C'è bisogno di alterità, non nego il valore del paradigma scientifico, però apriamoci anche ad altre possibilità, in modo critico, senza dover patteggiare per l'uno o per l'altro. Quella che poteva essere un po' la mia provocazione stasera è far capire che poi quando si ha a che fare con l'essere umano, appunto 2 più 2 non fa sempre 4, e che ci sono logiche apparentemente illogiche che poi dominano anche i nostri discorsi, le nostre aspettative, i nostri desideri. Io un po' lavoro con i desideri delle persone. Ecco, se penso a te qualche volta mi viene in mente, tornando all'Oriente perché stiamo ricadendo lì, la loro filosofia di quando si rompe un coccio cosa fare. Cioè loro quando si rompe un coccio lo incollano con l'oro per far vedere di più la rottura del coccio iniziale, per ricostruire una nuova immagine ancora più bella della precedente. Io questo credo che sia un trade union tra tutti e tre noi, intendo come medici, personal, nutrizionisti e quant'altro, il fatto che alla fine, anche se siamo cocci rotti, perché di fatto noi siamo macchine imperfette, se non ci facessimo attacco total body, ma io esordito col trauma, esattamente, questo volevo dire, e con la ricomposizione, certo, è stato il mio... ci attacchiamo con dei pezzi d'oro talmente belli che alla fine siamo unici e speciali. Guarda, io ho provato a pensare tra me, e qua non abbiamo il tempo, ma di ragionare sull'esistenza di Dio, e non parlo del Dio della Chiesa, dei preti, diciamo, senza essere Dio metafisico. Io parliamo di un'entità superiore, di come l'evoluzione ha portato al corpo umano, alla gravidanza, alla natura. Se io dovessi raccontarti come dallo spermatozoo all'ovulo si arriva alla formazione di un embrione, dovrei stare qua un mese per spiegarti tutti i passaggi. È una cosa impressionante. Ma convincersi che come è possibile che da un brodo primordiale, per un qualsiasi motivo X, un lampo, un vulcano che erutta, si possono formare delle sostanze che poi unendosi danno forma alle cellule e dare quello che è il corpo umano, la gravidanza, che io amo in maniera diciamo fuori da ogni grazia di Dio. Ho cercato di capire tutti i segreti, i meccanismi con cui il bambino cresce, perché può soffrire, perché sta male, perché la mamma sta male, sono tutte cose che studio da anni. È impressionante, è difficile capire che non ci sia un'entità superiore che abbia potuto creare una cosa del genere, al di là di questo che entriamo in altri campi. Io, ahimè, dobbiamo salutarci, ringraziamo Jacopo che è stato veramente, ci ha aperto un mondo, e i miei muscoli lo ringraziano. Abbiamo un po' seminato. Seminato, chissà che abbia seminato bene, per cui tra una carbonara fatta in maniera sublime, come amo farla, e magari qualche allenamento, un po' di yoga, chissà che la salute ci ritorni come un tempo. Per cui ringraziamo Jacopo, ringrazio come sempre Ilaria, ciao. Ilaria, io ovviamente ringrazio Paolo, senza cui veramente non riusciremmo a fare queste bellissime serate. Ma sì, do quel tocco di alternatività, dai. Esatto, vi do appuntamento per la prossima settimana, o non so quando, adesso comunque vi diremo,
e auguro una buona serata a tutti, per cui mi raccomando, mettetevi, se avete da vedere un film stasera, in qualche posizione yoga particolare, chissà che qualche muscolo cominciamo a farlo lavorare. Auguriamo a tutti una buona serata e alla prossima.